Venezia lo sciopero generale nazionale dei trasporti ha sfiorato una percentuale di adesione dell'80%. Il sistema dei trasporti e collegamenti acqua in laguna si è fermato. Autonomia, il ministro Roberto Calderoli è giunto questa mattina a Venezia per incontrare il presidente Luca Zaia. Fissata la nuova tempistica della riforma e anticipato il meccanismo delle intese. Hanno sradicato un tombino e sfondato la vetrina di un parrucchiere a Marghera. Furioso il titolare: siamo stanchi di furti e spaccio. Maxi frode da 33 milioni scoperta dalla Guardia di Finanza di Jesolo, 4 arresti, avrebbe costituito società cartiere per emettere fatture false per un importo IVA pari a 5 milioni di euro. L'odissea di un 57enne di Cazzago di Pianiga, travolto da un'auto, ossa e bacino fratturato, ma l'assicurazione non lo risarcisce e gli attribuisce la responsabilità. Un abete alto 15 metri con una base larga 7 decorato con sfere dorate illumina Piazza San Marco. Accensione nel pomeriggio alla presenza del sindaco Brugnaro. Torna la rubrica di Antena 3, il tuo presepe. Potrete inviarci video delle vostre creazioni e le mostreremo ogni giorno nei nostri telegiornali. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura, questa sera in primo piano lo sciopero generale dei trasporti. A Venezia fermi 8 lavoratori su 10 e domani manifestazione generale programmata a Roma a cui parteciperanno ancora tanti veneziani. Venezia si è fermata, il trasporto pubblico è rimasto paralizzato in città, con solo i collegamenti minimi garantiti per legge con le isole che hanno funzionato. Lo sciopero di tutti i settori, pubblico e privato, ha raggiunto punte altissime di adesione. Sul fronte del trasporto pubblico, certamente il tasto più delicato in città, lo sciopero del personale a CTV ha avuto una partecipazione, stando ai dati di oggi pomeriggio alle ore 17, del 72% tra gli addetti alla navigazione e dell'85% nel comparto automobilistico, dati tra i più alti del Veneto. I lavoratori che se lo meritano, che sono sempre in prima fila e che in qualche modo hanno dato all'azienda tutto ciò che hanno potuto, facendolo un'azienda ricca, prosperosa e in qualche modo dando anche alla città un volto. Domani molti veneziani saranno a Roma per protestare in Piazza della Repubblica. Di un disagio sociale che i lavoratori, i pensionati, i giovani, le donne stanno vivendo in questo momento storico di grande crisi economica. I lavoratori chiedono stabilità sul posto di lavoro, chiedono contratti a tempo indeterminato. I pensionati chiedono pensioni decenti per poter vivere, perché ormai la scelta è o ti riscaldi o ti curi o mangi. Oggi gli scioperanti hanno presidiato nonostante la pioggia in molti davanti a Cafarsetti, ma nessuno li ha ricevuti. Le pensioni sono le più basse d'Europa, gli stipendi sono i più bassi d'Europa. Si chiuda la stagione del muro contro muro e si apra il dialogo tra aziende e nuove RSU. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Trasporti Jonathan Montanariello. ACTV continua a vivere una situazione di stallo sul fronte del dialogo tra aziende e comune da un lato e sindacati dall'altro. Un nulla di fatto che produce soltanto tensione e disagi per gli utenti e i lavoratori. Per il consigliere in questi ultimi 2 anni l'azienda ha di fatto applicato quella politica di risparmio sui lavoratori che non è stata sancita da accordi tra le parti. Una strategia che, oltre a far carta straccia di ogni principio di concertazione, non ha sortito neppure effetti economici rilevanti, visto che i problemi di bilancio sono ancora evidenti. E a proposito di proteste, questa mattina anche studenti e lavoratori della gioventù comunista hanno protestato davanti Cafarsetti per rilanciare lo sciopero generale e dire no alla guerra, al caro vita e al governo Meloni. Domani manifestazione a Roma. Cambiamo ora pagina e torniamo a parlare di autonomia. Il ministro Roberto Calderoli è giunto questa mattina a Venezia per incontrare il presidente Luca Zaia.
Un anno è dato alla cabina di regia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, costi e fabbisogni standard. Un anno per l'approvazione della legge d'attuazione, quindi facendoli viaggiare in parallelo, alla fine del 2023 dovremo poter affrontare, valutare e votare le intese stabilite fra Stato e Governo e affidarle al Parlamento. Detta una tempistica precisa, misurabile, il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, che da Palazzo Balbi, forse non a caso, ha iniziato il suo tour di incontri con i presidenti di regione. Sul tavolo inevitabilmente la svolta autonomista, che assicura non potrà prescindere dalla definizione dei famigerati LEP, i livelli essenziali di prestazione da garantire in tutte le aree del paese. E a Venezia il ministro leghista non dà soltanto il cronoprogramma della riforma, ma anticipa anche il meccanismo delle intese tra governo e regioni una volta approvata la legge quadro. La questione non è di dettaglio e riguarda l'attribuzione delle materie. Io preferirei considerare la proposta per singola materia, in modo che il Parlamento voti quella singola materia e l'intesa per il trasferimento della stessa, perché mettendone di più di una all'interno della stessa intesa potrebbe esserci un voto contrario del Parlamento per una materia che so su 5, mentre invece sulle altre 4 sarebbero d'accordo. Spiegato vuol dire che non è vietato chiedere 23 intese e chiedere che vengano approvate tutte lo stesso giorno. La strada, nonostante l'accordo di maggioranza e la stricata di distingue e polemiche, l'ultima parola spetterà al Parlamento e il fronte dei governatori sembra sempre meno compatto e balcanizzato tra nord e sud, con l'ultima proposta in ordine di tempo del governatore campano Vincenzo De Luca di predisporre una piattaforma comune per la sburocratizzazione al posto dell'autonomia. Le pere e le mele non le si possono mettere insieme, lo riferisco al presidente De Luca. Uno non può dirmi dobbiamo andare a lavorare e lui risponde andiamo in montagna in vacanza, perché la sburocratizzazione di cui mi sono anche occupato in passato con l'autonomia differenziata non c'entra assolutamente niente. A Venezia il ministro riceve i regali di rito, statuetta del Leone di San Marco e bandiera. Da lombardo invidio lo spirito identitario del Veneto, confida, insomma nessuna parola di circostanza. L'asse Zaia Calderoli è una questione anche plastica, l'ultima ficha da giocare sul tavolo della politica nazionale. Se non ce la facciamo stavolta con questo ministro non ce la facciamo più. Con la cronaca invece ci spostiamo a Marghera, sradicano un tombino e sfondano la vetrina di un negozio, furioso il titolare. Ieri alle 2 di notte ha rotto la vetro con il tombino della strada che lo vede, no? È entrato dentro, ha rubato un po' di fondo cassa che era e niente altro, neanche attrezzatura, niente rubato. Ai ladri interessava solo il contenuto della cassa e per ottenerlo hanno sfondato la vetrina del negozio a Marghera, provocando ulteriori danni. Esasperato il titolare del negozio di parrucchiere. Purtroppo Marghera è abbandonato, ovunque succede la rapina, furto, la gente, turisti, gente passante che passa, purtroppo è malgrado, c'è malviventi pieno qua, tutti passati qua a Marghera, piazza. Vengono a disturbare qua negozi, non possiamo dire niente, chiamo polizia non arriva. Siamo soli qua, combattere con questi malviventi che c'è. Non possiamo uscire neanche sera dalla casa, non sai cosa succede, magari esci con la compagna fuori, non sai cosa ti succede qua a Marghera. Ultimamente anche tante case raffinato, casa come si dice, rubato, ci sono tante case. Ma i furti non sono l'unico problema. Consumano droga, vendono droga, viene qua a lavarsi in mano, se non lascio entrare la picca così dà le botte sulla vetro, così la situazione. Purtroppo noi vogliamo che almeno autorità che dipende, gente che vivono qua, gente di locale, clienti che vengono qua, gente anziani che vengono qua, quando passano in strada li scippano. Ancora cronaca, le indagini della Guardia di Finanza di Jesolo hanno portato all'arresto di 3 uomini e una donna con l'accusa di associazione a delinquere, finalizzata con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un importo quantificato di circa 33 milioni di euro e oltre 5 milioni di IVA. Si tratta di persone localizzate principalmente tra Lituania e Slovenia, nonché ditte individuali e società italiane cartiere con sede a Jesolo, formalmente intestate a teste di legno nelle
nell'effettiva disponibilità dei principali indagati. E i sindaci del Veneto orientale saranno ricevuti il 21 dicembre dal presidente Mattarella per discutere della pericolosità del tratto maledetto lungo l'A4 e sull'urgenza di completare i lavori di realizzazione della terza corsia. I lavori sono infatti ultimati o in fase di quasi tutta finale, tranne nel tratto ancora da progettare o appaltare che va da Portogruaro a San Donà di Piave, dove continuano ad avvenire quasi quotidianamente incidenti, spesso anche mortali. Sarà cura della conferenza dei sindaci, ha detto il presidente e sindaco di Cinto Caomaggiore Gianluca Falcomer, produrre un dossier sul tratto incompleto dell'A4 al fine di porre all'attenzione del Capo dello Stato una situazione che non cessa di accecare dolore, drammi e disagi. E ora vi raccontiamo l'odissea di un 57enne di Cazzago di Pianiga, travolto da un'auto, ossa e bacino fratturato, ma l'assicurazione non lo risarcisce. Sentite. Il 6 luglio 2021 un 57enne di Cazzago di Pianiga stava correndo in sella alla sua bicicletta sportiva nel centro di Dobbiaco, in provincia di Bolzano, quando l'auto condotta da un 41enne del posto che sopraggiungeva nella direzione di marcia opposta ha svoltato improvvisamente per entrare in un parcheggio, tagliandogli la strada e travolgendolo. Difficile per il 57enne evitare l'impatto, ma nonostante questo, secondo l'assicurazione, le colpe sarebbero solo del ciclista. Una situazione kafkiana la definisce lo studio legale che assiste l'uomo, portando come prova un video dell'incidente, esaminato anche dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Dopo lo scontro, scrivono i legali, per il 57enne è iniziato un calvario. Il ricovero nel reparto di chirurgia dell'ospedale di San Candido fino al 19 luglio con prognosi di frattura di anca, bacino e osso sacro. Mesi di immobilità e riposo assoluto, di deambulazione con stampelle e costosi cicli di fisioterapia, senza mai recuperare completamente, tanto che gli è residuata un'invalidità permanente. Eppure, riportano i legali, pur dando ai carabinieri atto nel loro rapporto che l'investimento è stato causato dalla mancata precedenza del 41enne, sanzionato per questo, i militari attribuiscono al ciclista un concorso di colpa per non aver mantenuto una velocità consona e non aver frenato in tempo, multandolo. Secondo i carabinieri, continuano i legali, nei 2 secondi in cui l'uomo ha notato l'auto avrebbe potuto evitare l'impatto e questo nonostante il video racconti una storia diversa. La compagnia non intende dunque risarcire il ciclista. Il caso ora sarà in mano al giudice. Torniamo ora a Venezia, acceso oggi pomeriggio l'albero di Natale. Tutte le difficoltà che a Venezia abbiamo avuto, anche per spiegare le nostre difficoltà, adesso sono un po' più chiare e penso che forse la nostra esperienza possa servire anche ad altri. Sarà un Natale di rinascita, un Natale che auguriamo a tutti nelle grandi difficoltà che la pandemia ci ha lasciato, però di ottimismo, di voglia di fare, non di polemizzare, ma di dare quel futuro di lavoro ai ragazzi, ai giovani, perché è con l'ottimismo che riusciamo a attrarre gli investimenti in tutto il paese. Venezia è un simbolo del mondo, però è anche una delle nostre grandi belle città italiane, per cui insomma è l'Italia che deve vincere anche a Natale, soprattutto con un Natale, auguro a tutti insomma di prosperità e di successi. Con queste parole il sindaco Brugnaro ha dato via al Natale veneziano. La pioggia non ha fermato l'accensione dell'albero collocato in piazzetta San Marco tra Palazzo Ducale e la Biblioteca Marciana. Un abete naturale di 15 metri con una base larga 7 e decorato con sfere dorate. Sulla sommità un puntale a stella. Oltre all'accensione delle luci con le voci del coro gospel Joy Singers, la città è entrata nel clima natalizio. Dal primo cittadino è arrivata anche qualche anticipazione sui fuochi di Capodanno. Faremo i fuochi d'artificio silenziosi, però saranno bellissimi, saranno spostati verso i giardini dove c'è la Biennale, per capirci, in maniera tale da non creare assembramenti in piazza San Marco, per cui facciamo in maniera che le persone si distribuiscano in tutto il bacino di San Marco per poterli vedere. Un Capodanno romanticissimo, bellissimo per vedere per chi avrà la fortuna di prenotare a Venezia. E ora qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco.
Edizione di Venezia, bentornati in diretta. Continuiamo a parlare di turismo negli alberghi del centro storico. Anche il mese di novembre si è concluso positivamente con ottime percentuali di occupazioni delle camere. Dicembre è per consuetudine un periodo di bassa stagione per le presenze turistiche e la percentuale di occupazione alberghiera a Venezia, ma da aprile fino a novembre il turismo in città ha fatto registrare un boom di presenze e prezzi di alta stagione e si attende un capodanno vicino al tutto esaurito, anche perché dopo 2 anni di restrizioni torneranno i grandi eventi e le feste in Piazza San Marco a Venezia e in Piazza Ferreto a Mestre. Anche novembre è finito positivamente ed è un fine stagione veramente stellare. Da aprile a novembre abbiamo avuto tassi di occupazione molto alti a prezzi piuttosto alti e quindi questo ci ha consentito di sopperire alla grande botta della bolletta energetica. L'analisi del direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa. Adesso inizia la bassa stagione a Venezia, la tradizionale bassa stagione. Ci sarà una fiammata nel weekend del 7-8 di dicembre e poi la bassa stagione fino al Carnevale. Unico momento di fiammata sarà il Capodanno. Venezia è una delle grandi destinazioni per il Capodanno, la nostra gastronomia è di livello eccellente, Venezia è una città romantica. Dunque si aspetta il pienone a fine mese. A festeggiare l'inizio dell'anno presso la nostra città è ormai quasi un'abitudine per tante persone e lì ci sarà una fiammata e probabilmente andremo vicini al tutto esaurito. Rimaniamo a Venezia, un incontro questa mattina con gli studenti organizzato dalla Fondazione Marcianum per parlare della Costituzione. Qual è l'attualità della nostra Carta Costituzionale per uno sguardo al futuro e una nuova cultura civica? È un tema importante quello che la Fondazione Marcianum, presieduta da Roberto Costa, ha posto ad alcuni suoi studenti in un incontro ospitato dal Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferrofini. Abbiamo aperto le porte della Casa dei Veneti. Qui normalmente opera la più alta istituzione democratica della Regione Veneto e aver aperto la Fondazione Marcianum su un tema così particolare, quindi la Costituzione e l'attualità della nostra Carta Costituzionale, vista anche dai giovani, è stata per noi un'esperienza assolutamente positiva. Un nuovo governo ha iniziato un percorso, mi pare che la cosa era prevista dai programmi elettorali e condivisa dalle forze politiche. Io mi auguro e spero che si capisca che si deve applicare la Carta Costituzionale così com'è appunto in questo momento. Durante gli incontri il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha chiesto ai ragazzi di soffermare la loro attenzione sui primi 12 articoli della Carta Costituzionale. I principi della Costituzione riescono a fare una sintesi di queste caratteristiche. I nostri ragazzi, i nostri giovani si affacciano in una realtà che è sempre più globalizzata nel momento in cui la globalizzazione sta dimostrando tutta la sua fragilità. È bellissimo aver potuto parlare di Costituzione in queste sale. Per noi il significato è anche quello di disseminare sempre di più elementi che portino alla costruzione di un nuovo vivere civile e anche elementi che portino a questi ragazzi a riflettere sul loro impegno nel sociale. Tra poco sarà Natale, quindi torna la nostra rubrica Il tuo presepe. Voi telespettatori potrete raccontare le immagini delle vostre creazioni. Manderemo in onda, vi ricordo, i video che ci invierete su WhatsApp al numero 351 17 55 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e che le riprese siano fatte in maniera orizzontale. Specificate, mi raccomando, il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. Ora vi lasciamo le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Nel weekend è in arrivo una nuova ondata di maltempo, questo a causa di un vortice in formazione sul Mediterraneo che porterà rovesci diffusi sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di sabato 3 dicembre mostra un contesto fortemente perturbato. Fino al mattino piogge sparse e di breve durata. Dal pomeriggio fenomeni via via più estesi, localmente intensi. Quota neve sui 1000-1200 metri sulle Dolomiti, 1200-1500 metri invece sulle Prealpi. Venti moderati da nord-est. Temperature in lieve aumento, minime tra 2 e 7 gradi, massime invece comprese tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto, dalle ore pomeridiane precipitazioni diffuse e nevicate da 1000-1200 metri di quota fino a fondovalle nel Tarvisiano. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 6-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, avremo qualche schiarita alternata a rovesci che saranno però piuttosto frequenti. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.